Ben ritrovati gentili telespettatori con l'informazione su Canal Furlan. Siamo gentili telespettatori, puntata di Natale dedicata alle civiche benemerenze. Siamo all'interno del teatro dell'auditorium comunale di Rivignano. Becchiamo subito Don Paolo Brida. Allora, ci sembra logico cominciare da lei, viste le festività natalizie che stanno ormai arrivando. Siamo a pochi giorni dal Santo Natale. Don Paolo, anche quest'anno si è svolta questa importante iniziativa comunale, Rivignano e Teori insieme, possiamo dire ufficialmente per la prima volta dopo le elezioni di maggio. Insomma, cosa devono dire ancora? Beh, auspicare che il Natale sia quello vero, che ieri stesso proprio ha insistito molto Papa Francesco. Il Natale non degli orpelli, diciamo, non l'involucro del Natale, ma il Natale vero. E credo che serate come queste, che riconoscono il bene, non un bene generico, ma il bene di persone, sia che sono in cielo, sia che sono qui sulla terra, e anche associazioni che fanno bene, e credo siano veramente il dono, no? Il dono che possiamo fare al futuro anche di queste comunità e alle future generazioni. E quindi siamo proprio nel Natale di fatto, no? Dal dono che è Gesù al dono che possono essere le persone, le associazioni per gli altri nel territorio, sul territorio. Ecco, noi abbiamo sottolineato spesso, mi permetta di dirlo per l'ennesima volta, che questa comunità si differenzia in un certo senso da altre parti per la sua globalizzazione applicata. Sì, io dico questo dal mio punto di vista. Io ritengo che essere parroco in queste parrocchie di questi comuni è un dono di Dio, ecco, e mi ritengo fortunato perché veramente cerco di dare il massimo anch'io, però con il mio limite, ma non è una frase fatta, ma sperimento tutto quello che ricevo proprio dalle persone, dalla voglia anche di stare insieme. Certo, ci sono anche i problemi, le difficoltà, questi non è perché fanno parte anche del personale proprio, no? Ma ecco, c'è una voglia di fondo veramente di reagire, di non rassegnarsi. Allora questo penso che sia un bel auspicio anche per il nuovo anno, che speriamo sempre migliore di quello precedente. Allora potete dire che sarà un 2015 tutti vivi? Alle tutti vivi e di frontà, ecco, con l'aiuto al Signore. Una persona importante di questo territorio, lei signora, che insomma da quando è arrivata ha fatto tante cose che in un minuto e mezzo, diciamo, in quasi tutta la pellicola non ci bastano. Però ecco, cosa sente dopo questa civica benemerenza di questa sera? Veramente sono onorata, ci sono tante persone qui a Rivignano veramente meritevoli di questo, quindi per me è stata una sorpresa, a dire il vero, no? E comunque appunto sono contenta perché sì, se non altro perché non si può dire è la fu. Quella è la cosa importante. Ecco, questo è più importante. Sì. Si dice che il pezzo di carta conta fino a un certo punto, però sì, questo possiamo definire una sorta di consacrazione per quello che lei ha fatto, no? Vale come una laurea, insomma, no? Come appunto con 110 e lode. Sì, quindi sì, sono contenta. Senta, quante persone ha visto crescere e arrivare grandi? Allora, io ho fatto in colonia almeno 15 turni in colonia e quindi ogni mese si cambiava la squadra, diciamo così, i bambini, no? Avevo una squadra di 23 alunni ciascuna, 23 bambini, e venivano da tutta Italia. Dalle Puglie, dalla Toscana, da Chioggia, e insomma lì erano appunto le fotografie e io li ricordo ancora questi bambini, quindi parlo di 54 anni fa. Più di mezzo secolo. Senta, si dice che una volta era più semplice da gestire, poi in effetti le situazioni cambiano, ma la minestra è sempre quella, no? Sì, beh, a dire il vero non ho avuto gravi problemi di disciplina, perché si parla sono buoni, si fruzzano, non ho avuto problemi di disciplina, diciamo così. Era qualche bambino vivace, diciamo così, però si poteva gestire, ecco, sì.
gestire. Quindi. Però dopo la colonia, insomma, si è tenuta in forma per... Sì, appunto ho insegnato in colonia e poi dopo i concorsi sono passata di ruolo e sono venuta qui a Rivignano dopo aver fatto 3 paesi, da Bevazzana, Pertigada, Palazzolo e Canussio. Sono venuta qui a Rivignano, il mio paese, per cui ho riallacciato i rapporti perché sono stata via appunto 7 anni in cui non venivo a casa sì, la domenica, e quindi sì, per me è stato bello, ecco. E oggi possiamo dire va a chiudersi il cerchio, metaforicamente parlando. Sì. E oggi, dopo la pensione, sono andata in pensione e non mi sono chiusa in casa, a dire il vero. Ho continuato la mia attività col gruppo Drini dell'Aide, che è nato nel 1977, e ho continuato a fare teatro perché là sono anche le fotografie delle mie rappresentazioni. Ha fatto sia la regia che la sceneggiatura in un certo senso. Sì, sì. Allora, lì Tipi teatri comunque in Furlan, no? sì, quello è teatro in friulano, mentre con l'Università della Terza Età in italiano, e le opere le scrivo io, insomma. Sono bravi sti attori. Sono bravi, sì, sono bravi. Seguono la maestra? Seguono la maestra, sì, siamo un bel gruppo affiatato, sì, mi trovo molto bene con loro. Sì, sono i miei fratelli, visto e considerato che avevo un solo fratello, quello è morto, e per cui per me sono i miei fratelli. Anzi, addirittura mi chiamano zia qualcuno. Sì, Bene, è così. complimenti. Bene, grazie. A lei. Signora, suo marito ha dato un segno importante, non si dice gettare l'ancora per far crescere una comunità. In questa breve sintesi cerchiamo di raccontare suo marito che ha lasciato ancora oggi quel seme, no? Che poi ha fatto germogliare questa importante comunità di Rivignano Teorico. È stato il pioniere, ha portato proprio tutti in quella barchetta lì sul fiume, dalla gente più semplice ai politici, ma i tempi erano ancora, come hanno detto loro, pionieristici si dice, no? erano ancora troppo poco maturi, ecco, per questo. Poi ha fatto tanto sport, è stato campione italiano anche di sollevamento pesi e chiamava tutti, ha cominciato anche con il basket di Rivignano, poi è passato alla pallavolo femminile e ha fatto tante cose. Possiamo dire uno dei pochi sindaci che ha messo d'accordo tutti. Sì, ecco, veramente. E lui il più grande sogno che aveva era che fosse costituito questo Parco dello Stella. Adesso speriamo nelle nuove generazioni che possano veramente attuarlo. Certo. Sentiamo un po' le figlie invece cosa ci dicono del papà. Sì, un grande ricordo, era una persona con un'intelligenza diciamo illuminata per i suoi tempi. 30 anni fa vedeva già le cose che si stanno facendo adesso, l'unione fra i comuni, la collaborazione scolastica con i comuni di Teor, Pocenia e soprattutto l'amore per il territorio, lui la natura, lo sport, la caccia, la pesca. Sempre la sua passione era quella che voleva anche trasmettere ai giovani soprattutto, perché comunque la sua idea era quella di organizzare qualche cosa da tramandare alle generazioni future, iniziare un qualcosa ma poi lasciare che continuassero gli altri, ecco, questa era la sua idea, diciamo, e vedo che La strada è stata gettata. sì, perché l'onorificenza che ha ricevuto stasera in un certo senso è un premio al suo operato. Possiamo dire insomma una gratificazione, voi siete comunque sempre in prima linea. Sì, assolutamente, dobbiamo perseguire gli obiettivi del papà e soprattutto una persona amata dalla gente. Adesso comunque si esce fuori dal comune, tutti lo conoscono e tutti hanno delle belle parole per lui. Pertanto queste cose che sono rimaste fatte da lui ce lo fanno ricordare e stiamo un po' meno male per il fatto che non c'è più. Abbiamo argomento con gli amici dell'Università della Terza Età, perché abbiamo più occasione avuto insomma, la possibilità di andarli a trovare, ma a causa impegni e concomitanze extra diciamo, televisive non siamo mai riusciti a passare. Quest'anno insomma ancora una volta l'Università della Terza Età è evergreen, possiamo definire. Sì, certamente. Per noi il teatro è tutto, noi facciamo teatro, la Pia che hanno appena festeggiato è la nostra maestra,
felicissimi che finalmente hanno premiato qualcuno senza aspettare, come ha detto lei, che muoia. Di solito uno diventa famoso quando crepa, per fortuna si sono accorti prima. È meglio sempre stare in vita, no signore? Certo, altro che. E poi merita anche per il fatto che non è una che batte la gran cassa, fa le cose e basta. E quindi che si siano accorti è bello. Ma in questa terza età, no? Che poi si parla tanto di evergreen, i vecchi secolari, però i vecchi sono sempre in prima linea, questo è il discorso. Ma se a lui ha alzato il schiedio. Ma si dice anziani. 98? No, 98 no, ma però. Se aspettiamo i giovani. Perché devo proprio dirla. Comunque si sempre in prima linea. Non come la Pia Pilutti. Perfetto. Ma comunque se sempre in prima linea non mollai mai il vuesto. No, duro sempre, no? finché si può. Distanza è proprio neso dal 2015. No, stiamo lavorando, abbiamo iniziato le prove e quindi sì. Molto bello quest'anno, è molto bello, fa ridere. Il coro, numeroso. Lo vedremo. Che io faccio parte anche del coro. Lo vedremo. Prima. Allora, invece ha imparato a giocare a bocce lei? Dopo l'ultima volta? È stata un'esperienza madornale questa qua, È una ripetizione. Beh, io sono pronto. Sì, aspetto la prossima. Diciamo così, gli sbagli se sono sempre chiari. I balli servono per imparare. Se non si sbaglia. Non si impara mai, no? Allora, le signore hanno detto così, per concludere con l'intervento con voi dell'Università della Terza Età, ad esempio che 2015 oltre il teatro, il coro, cosa proponete? Questo è una bella gita, quella propongo, dai. Questa sì, andare a fare un giretto. Magari si mangia e si beve. Senza trascurare questo. Che è un po' lo sport preferito di noi friulani. Far andare a bocca. Complimenti. Siamo veneti, non siamo friulani. Vabbè, ma o di qua o di là. Ma da qua non ci mandano più via, Mangiano e bevono pure i veneti. Allora, vice sindaco Mattiussi, quest'anno ufficialmente si riparte con il comune dopo le elezioni del 2015 e diciamo così il turno preliminare nel momento del passaggio, no, di consegna fra i due comuni in un unico ente. Ancora una volta si vuole dimostrare, senza fare tanta retorica, che questa comunità è viva. È molto viva, lo si è visto stasera con la presenza di tantissima gente che rappresenta tutto il nostro tessuto sociale e quindi testimonia l'attaccamento a queste manifestazioni che poi suggellano tutta l'attività che loro fanno e quindi vale la pena sostenerli, insomma. E poi comunque l'unione fa la forza. È vero, l'unione fa la forza, difatti il nostro esempio, già detto da qualcuno in sala, è da mirare, da prendere ad esempio, e questo in un momento in cui c'è questa crisi economica ma anche una crisi di valori sociali e quindi vuol dire che vedere tutta questa gente che lavora vuol dire che qui non c'è crisi sociale, qui c'è mancanza di spazi perché c'è gente che vuol fare, che vuol dimostrare, che è viva. Olimpia Basket Rivignano insieme al pro sindaco Marzio Giau. Allora, anche quest'anno si tira la Ballet Alzei. Sì, buonasera. Ovviamente Ballet Alzei sempre. Sì, siamo stati premiati quest'anno come associazione sportiva, siamo molto contenti. Niente, Marzio. 5 anni di attività. 25 anni di attività e primi 25 anni ufficiali, ma ci sono anche altri anni perché di non attività. Molti anni di attività, poi siamo fermati qualche anno, poi abbiamo ripreso e adesso è già una decina d'anni che andiamo abbastanza bene, ecco, diciamo. Che categoria siete? Noi abbiamo una categoria promozione, amatori e molte squadre settore giovanile. Che posizione siete adesso? Posizione terzultimi, dai. L'importante è che non si retrocede. No, non si retrocede perché non c'è la categoria sotto. Marzio, allora, la pallacanestro, non solo il calcio, è di casa a Rivignano. La pallacanestro intanto ha quasi 50 anni di storia qua a Rivignano. Si è iniziato negli anni 60 con l'Esperia Basket che faceva i primi campionati. Erano i pionieri della pallacanestro, giocavano nei campi all'aperto. Stasera avevamo dei giocatori di quel periodo
Io in quel periodo ero bambino, ho iniziato negli anni 70 a giocare e posso dire che ad esempio dei ricordi che ho di quel periodo, di quando ho giocato io a pallacanestro negli anni 70, ad esempio qua abbiamo Alberto Toffanello che ha parlato prima di me. E suo papà era un dirigente, uno dei primi dirigenti che avevo, e mi ricordo con simpatia, è mancato da poco tempo, mi ricordo con molta simpatia il padre di Alberto, Giuseppe, che ci portava in macchina a fare le prime partite nei campi all'aperto, diciamo, si giocava anche con 10 gradi sotto zero. Eravamo ancora, diciamo, nei tempi pionieristici. Eravamo nei tempi pionieristici, ma post pionieristici, perché qua in Friuli il basket aveva tradizione in quel periodo. Negli anni 70 c'erano 4 squadre di pallacanestro in Serie A, una per provincia, quindi era uno sport che richiamava quel periodo lì. Certo, non c'erano le palestre, non c'erano le strutture, quindi abbiamo giocato in campi un po' particolari. Anche qua a Rivignano giocavamo in una palestra non adeguata, tant'è che quando abbiamo fatto il salto di qualità siamo andati in Serie D, abbiamo fatto 3 anni di Serie D a giocare a Codroipo, nella vicina Codroipo. Cosa ti posso dire? Mi posso ricordare prima dell'intervento, magari un po' con l'emozione, magari mi sono anche dimenticato, mi ricordo gli anni che ho iniziato a giocare io, c'erano anche problemi quando andavi male a scuola, che i genitori non ti lasciavano andare, allora mi ricordo che per andare a giocare a pallacanestro la domenica magari all'allenamento non potevo andare perché mi era stato proibito da mio padre. Però avevo portato le scarpe da basket a casa di un mio amico che purtroppo è mancato in giovane età, 25 anni, mi sono dimenticato di ricordarlo prima, Giovanni Gloazzo, e portavo le scarpe a casa sua e poi dicevo ai miei genitori che andavo a messa e invece passavo dall'amico, prendevo le scarpe e andavamo a giocare a pallacanestro. Non te l'hai mai dati sul zocco? No, assolutamente. Il papà poi di Alberto, qua che sta vicino a me, poi va bene anche avere Alberto vicino perché oltre ad avere la divisa ufficiale è anche un alto e quindi dal senso io non sono proprio basso. Ma era così forte Giao, tanto che si va? Com'è? Era così forte Giao? Già, da giocatore non l'ho visto, quindi comunque da allenatore a me mi ha sempre trasmesso la pallacanestro. Sì. Quella spinta in più? Sì, senz'altro. Dobbiamo dire Marzio per concludere. Ritornando al periodo dei pionieri della pallacanestro, diciamo che ci sono anche altri personaggi che sono stati ricordati prima, uno fra i tanti Mario Fantini, che è stato l'animatore dei primi anni. Chiaramente io posso parlare del primo periodo fino all'inizio, alla fine degli anni 80, perché poi ho lasciato anche Rivignano e... Sei dato alla politica? Beh, non è proprio perché mi sono dato alla politica, perché comunque... Sei dato all'Ippica? No, non mi sono dato all'Ippica, grazie. Allora, puntata particolare di Guarda che Stella dedicata al Natale, stiamo facendo un po' una sorta di bilancio 2014 anche con l'assessore Pertoldeo, urbanistica, territorio, cultura, sposare, conoscere, capire. Certo, questa manifestazione dà modo alla comunità di fare amalgama in un certo senso, cioè di ritrovarsi poco prima delle festività del Natale per festeggiare alcuni personaggi o alcune associazioni che si sono rivelate nel corso degli anni come punti focali, ecco, del territorio, dell'aiutare il prossimo, della comunità. E con orgoglio noi abbiamo inventato questa manifestazione. Adesso viviamo un periodo difficile, di crisi, tutti viviamo questo periodo. Insomma. Però voi sapete sempre tirare fuori, come si dice, la cruna del lago. Sì, ma non lo facciamo con spocchia o con arroganza, noi ci crediamo, lo facciamo perché la comunità è fatta da persone, è per questo che noi puntiamo su queste persone.
Allora, Angela Piantoni quest'oggi vestita di verde e nero, che non è inneggiare al Pordenone, ma bensì al Rivignano Teo. Ovviamente, certo. Sì. La cultura in prima linea. Sempre, sì, noi facciamo cultura su tutta la linea e ci avvaliamo delle nostre associazioni che stasera abbiamo anche premiato, adesso abbiamo dei progetti anche per l'istruzione e abbiamo proprio in prima linea le associazioni del comune che ci daranno una mano nel lavoro a scuola, abbiamo in programma per il prossimo anno la scuola integrata e proprio le associazioni saranno le protagoniste. Ripartire da dove si è seminato? Certo, sempre sì, le persone prima di tutto, i bambini in prima linea perché sono il nostro futuro e ci stiamo lavorando e cerchiamo di portare cose di valore alla nostra comunità, ai nostri ragazzi. Ecco, da queste parti non vale il detto "l'hai è battuto", non sai neanche se la seminare. No, assolutamente, noi siamo sempre in attività, sempre con qualche idea nuova e cerchiamo appunto di seminare per il meglio. Vanessa Vello è anche il prosindaco di Teor, un incarico importante per dire che l'amministrazione comunale è vicina alla comunità. È vicina alla comunità, presente al territorio più che mai. Non ci dimentichiamo di quelle che erano le comunità di origine, no? Teor e Rivignano, però anche stasera abbiamo avuto l'assoluta dimostrazione che siamo tutti una grande famiglia, una bella comunità, unita. Insomma, chi diceva dietro adesso si deve rivedere davanti. Chi non era convinto che si potesse fare, invece ora ha la dimostrazione che si può fare e come, e si fa e si è fatto bene e siamo molto contenti a festeggiare fra pochi giorni il primo compleanno di questo nuovo comune, bellissimo. Sempre in prima linea. Assolutamente sempre, si lavora e auguri a tutti che siano delle feste serene per tutti, grazie. Stiamo per affrontare con il sindaco un po' una chiusura per quanto riguarda questo 2014, ancora una volta senza fare, lo ripetiamo per l'ennesima volta, tanta retorica, questa comunità è sempre un cuore pulsante. Ma sì, la comunità di Rivignano, la comunità di Teor e adesso la comunità più grande di Rivignano Teor hanno sempre saputo dimostrare, sia nei momenti lieti che nei momenti difficili, di sapersi stringere insieme e di sapersi unire, perché è solo rimanendo uniti che si può affrontare e superare qualsiasi tipo di avversità, anche le più impegnative. Ecco, vediamo che frulla tanta cosa stasera. Come? Frulla tanta cosa stasera. Frulla tanta cosa? Beh sì, è difficile anche commentare l'espressione, ma comunque immagino possa essere qualcosa di positivo. È una cosa importante. E quindi questa è la cosa importante, certo. Sì. Allora, per i nostri telespettatori, il 26 ci sarà un'importante iniziativa, no? Con il coro Primavera, no? Con la banda Primavera. Il concerto della banda Primavera si inserisce nella serie di manifestazioni che vengono organizzate nel nuovo comune di Rivignano Teor in occasione delle festività natalizie, quindi le bande propongono sia quella Primavera che la banda dello Stella un loro concerto, si è già svolto il concerto del coro Pueri et Juvenes Cantores di Santa Maria del Rosario di Flambruzzo e insomma una serie di eventi che si concluderà poi con i cosiddetti pignarui, cioè con i fuochi epifanici che insomma permette anche in questa occasione di creare appuntamenti culturali ma anche di svago e per stare insieme. 31 dicembre, festa di compleanno, il primo genetriaco del comune di Rivignano Teor. Certo, ecco, siccome il 1° gennaio di quest'anno è nato il nuovo comune di Rivignano Teor, a mezzanotte di quest'anno in piazza, nella piazza principale di Rivignano, grazie alla collaborazione con le Proloco, le associazioni locali, festeggeremo il primo compleanno del comune, con fuochi artificiali a mezzanotte naturalmente, con un concerto e con altre attrazioni, per cui chi non sa cosa fare intorno a mezzanotte del 31 dicembre sappia che in piazza Rivignano troverà sicuramente modo di divertirsi e di passare un'oretta insieme. E poi terminate le manifestazioni in piazza e tutti i locali di Rivignano offrono al loro interno, perché la serata continua, musica e divertimento fino all'alba. Non resta che augurare a tutti voi buon Natale e buon inizio 2015. Buon Natale e buon inizio 2015.
mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Si chiude qui, gentili telespettatori, la pagina informativa di Canal Furlan. Come sempre non cambiate canale, perché la nostra rete vi proporrà musica e tanto divertimento. Per quanto mi riguarda non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata con la nostra rete televisiva e, come si dice in questi casi, alla prossima.